Le fotografe del Circolo Fotografico La Gondola, seconda puntata con Caterina Codato. Allora, con Caterina ci siamo già scambiati qualche idea, perché ovviamente queste cose le prepariamo prima, non andiamo certamente al buio. Allora, la serata sarà simile a quella che abbiamo fatto con l'Anna Zemella. Adesso facciamo un po' di domande, un po' di conversazione e poi vediamo delle cose, poi magari sicuramente apriremo anche le cose anche a quelli. Allora, la prima cosa allora, Caterina è socia dal 2024. Eh, Ecco, esatto, quindi una giovane socia. E quindi, comunque, io che ho conosciuto la Caterina ovviamente prima che venisse al circolo e l'ho conosciuta tramite la Laura Magnoni, va esatto, bene? sì. Esattamente. Ecco, Curatrice, la tua curatrice. curatrice, insomma. Allora, io vorrei però, prima di tutto, e guardando un momentino il curriculum di Caterina e quello che ha fatto nella vita, lei non è una fotografa pura, No, giusto? Ecco, invece perché lei ha un percorso abbastanza diverso da molti di noi, anzi direi da quasi tutti noi, perché a un certo punto appassionati di fotografia, si fa il circolo, si arriva, eccetera, eccetera. sì, Adesso, prima di tutto, un po' della tua dico, vita, della tua storia. Parla forte che ci sentiamo bene. E certo. guarda in macchina. Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità e arrivare dopo la grande Zamella è impegnativo, però vabbè, cercherò di dare il massimo. Io sono un'artista che è arrivata all'arte molto tardi nella mia vita e diciamo non sono stata bene a un certo punto della mia vita e qualcuno, una persona importante nella mia vita mi ha detto, beh, ma perché non provi a dipingere, a fare acquerello? E niente, mi sono iscritta a un corso così un po' non tanto professionale, quei corsi che si fanno nelle città, nei patronati, diciamo, ecco così. E da là si è aperto un mondo. Poi questa persona aveva frequentato la Scuola Internazionale di Grafica a Venezia e in quel periodo la mia azienda aveva applicato la cassa integrazione per alcuni giorni al mese e io quei giorni là li dedicavo a fare questi corsi alla Scuola di Grafica a Venezia. E là ho avuto la fortuna di entrare in questo mondo che secondo me è meraviglioso, dove puoi sperimentare, dove incontri un sacco di artisti, artiste di tutto il mondo che lavorano a fianco a te e che ti fanno vedere quello che fanno. Non hai Quindi, fatto l'accademia, però. No. no, io non ho Cosa hai fatto, fatto? io ho fatto geometra. Perfetto, ecco. E poi sono andata, ho lavorato per 4 anni in uno studio tecnico a Treviso e poi sono entrata all'edilizia dell'allora SIP. Adesso sono in Fibercop, cioè c'è stata. Vabbè. Sapevo di avere, cioè mi piaceva fare delle cose particolari, insomma, un po' artistiche, ma a livello amatoriale. E niente, là alla scuola ho incontrato Matilde Dolcetti, che è la proprietaria e il fulcro della scuola. E ora ho anche l'onore di essere amica sua, quindi. E da là si è aperto il mondo. Come sono arrivata alla fotografia? No, allora, ma allora sì, alla scuola o comunque cosa facevi? Allora, Acquerello? no, io ho iniziato come acquerello con Matilde Dolcetti e Sergio Bigolin, che è stato, adesso è mancato da poco, un grande acquerellista iscritto anche diciamo, ai circuiti dell'acquerello inglesi, c'è un grande maestro per me e anche Matilde. Ho lavorato con Mort Müller e quindi lo studio della figura e dopo mi sono appassionata al libro d'artista e ho lavorato con personaggi del calibro di Loretta Capanera, che è stata una delle, diciamo, allieve di Maria Lai. E sì, poi ho avuto l'opportunità di fare incisione e il monotipo. E il monotipo, diciamo, se io dovessi inquadrare le mie peculiarità dal punto di vista dei medium, dei linguaggi
ad eccezione esclusa la fotografia, mi inquadrerei con l'acquerello, il libro d'artista e col monotipo. Spiega cos'è il monotipo perché non so se tutti lo Sì. sanno. L'acquerello si sa. E anche due Sì, parole per sì, spiegare, dai. allora, beh, l'acquerello, che però il mio non è un acquerello classico all'inglese, il mio è un acquerello spesso contaminato, macchiato, uso il caffè, il sale, le cere. Il libro d'artista non è un libro d'arte e non è nemmeno un semplice libro, è un'opera d'arte spesso sotto forma di libro, ma anche no, tipo io uso spesso le scatole o altri, diciamo, oggetti, che narra una storia praticamente. Dentro ci si può mettere la scrittura, la calligrafia, ci si può mettere il monotipo, l'incisione, diciamo, è un'opera d'arte che narra una storia, insomma. E poi il monotipo è un modo di incidere, però un po' all'americana, utilizzando, allora il monotipo è uno su uno, cioè stampi e l'opera è su uno, cioè la seconda volta che vai a stampare non è un'edizione, cioè stampi sempre un'opera unica. E io ho imparato queste tecniche soprattutto americane e utilizzo spesso i materiali. Cioè, si va a prendere una lastra, anche un cartone, si vanno ad applicare dei materiali, fili di ferro, non so, gessi, centrini della nonna, e si va al torchio, si bagna la carta e si va a stampare. E infatti uno dei lavori che ho portato questa sera, il primo che vorrei far vedere, è un lavoro tutto monotipo che si chiama Itaca, che ho realizzato e messo insieme a delle fotografie di Fabrizio Brugnaro, che voi conoscete molto Che è qua, bene. che è qui, che è Eccolo qua. arrivato. E che è, diciamo, un lavoro importante per me perché in quel momento sono venuta in contatto con la fotografia di peso della zona, ho conosciuto Raschiatore, Fausto Raschiatore, e ho avuto l'opportunità poi di essere invitata nel suo studio nel 2019, poco prima del lockdown, e lui era già malato. E là abbiamo parlato di fotografia e mi ha proprio sollecitata a produrre anche fotografia e quello per me è stato un passaggio fondamentale. La conoscenza con Fabrizio, però anche poi la conoscenza con una persona di rilievo come Fausto Raschiatore. Quindi, allora, per il momento ci hai raccontato un percorso, diciamo così, molto materiale, cioè in cui si usano tanto le mani, d'accordo? Cioè nel Sì, senso, ovviamente, per la costruzione di questi monotipi, di questi libri di artista, cioè devi avere un programma, anche un programma mentale di un certo tipo, cioè non puoi, ovviamente, non è il click della macchina fotografica, è mm, qualcosa di completamente differente. Ecco, cioè il percorso proprio, diciamo così, di creazione dell'opera d'arte è qualcosa di sì, lungo, faticoso, ripetuto, giusto? sì. Sì, se posso interromperti, beh, Fabrizio l'ha provato, non è che tu vai a stampare al torchio Così, e ti esce così, subito esatto. tutto, cioè sono prove, sono riprove, cioè bisogna essere convinti e amare questo tipo diciamo, di medium e di linguaggio, ecco, Scusami, no, allora adesso avviciniamoci alla fotografia. Allora, qui incontro con Fabrizio. Adesso arriviamo alla fotografia. alla fotografia, cioè all'uso della camera. Perché a un certo punto la fotografia è prima di tutto camera fotografica. Comunque l'idea della fotografia mi è nata all'interno della scuola, perché io stavo facendo questi monotipo e a un certo punto ho detto a Matilde Dolcetti e a Roberta Feoli, che è una delle grandi collaboratrici della scuola, che tra l'altro adesso la scuola ospiterà quest'anno la Biennale e quindi sarà un momento, se avete piacere, di andare a vedere cosa faranno. E io ero là e ho detto a loro
loro sono sempre state abituate con me alle mie idee pazze, no? Cioè, infatti, e ho detto, ma perché no? Fatto delle foto, perché non proviamo a stampare sopra le foto? E da là mi è scattato il beat della fotografia, ecco, così è nato. Allora, Però non si capisce col no, 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 cellulare. no, 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 però, no, però stai dicendo una cosa estremamente importante. Cioè, stai dicendo che il tuo uso della fotografia non è l'uso normale e canonico che possiamo No, fare tutti, è qualcosa di diverso. sì, Cioè, si inserisce in un, diciamo, canone, chiamiamo mentale, nella quale a un certo punto c'è un insieme di elementi che poi vanno verso un unico risultato sì, finale, cosa che normalmente nessuno o quasi nessuno di noi fa a un certo punto, perché siamo abituati all'uso della camera e poi arrivare a un risultato con la camera, ma non con elementi che sono esterni alla camera. sì, Ho capito bene? sì, sì, Giusto? perfetto. Giusto. Bene, bene. Allora, ma questo è ovviamente, da come la sento io, un passaggio superiore, o meglio, non è un passaggio superiore, è il passaggio a usare altri mezzi. Sì, Cioè, prima ne me- usavi uno, poi due, mettere insieme altre cose. Ma ti sei mai chiesto a un certo punto se questo sia veramente un passaggio che attiene alla fotografia o che attiene a qualcos'altro? mm, Cioè, e questo vuol dire, cioè, qual è la domanda? Quindi, secondo qual è me la tua la fede? fotografia. Ecco, è anche, in fondo è questo. No, ma ovviamente devi dirci cos'è il tuo concetto di fotografia. Beh, comunque la fotografia è un linguaggio, quindi in tutti i linguaggi di cui disponiamo, ognuno sceglie quello che è più vicino a se stesso. Ma io ti posso dire che amando molto, ad esempio, Mario Cresci, che poi Dopo no, parleremo. dopo c'è. L'ho anche conosciuto a Vercelli, tra l'altro ho avuto la fortuna, ho esposto a Vercelli con Laura Magnone e c'era anche lui che esponeva, tra l'altro c'era questo lavoro che era puramente fotografico che ho fatto al Museo Archeologico in Friuli, vabbè, e, Aquileia. Aquileia, scusate, e sottoesposto e ho avuto l'onore che lui vedesse anche i miei lavori e quindi io credo che la contaminazione mi sia necessaria per evocare. Cioè una delle mie peculiarità è l'evocare e secondo me un artista qualsiasi mezzo usi, anche e soprattutto la fotografia, lo sia nel momento in cui riesci a fare questa cosa. Quindi io penso che anche il monotipo sia fotografia. Cioè, in fin dei conti, io non vado altro che a creare con dei segni un'immagine e anche quella per me è fotografia. Quindi sicuramente non è la mia o quella di Cresci, la fotografia alla Bresson, però È importante, è importante. No, è importante. Allora, ci sono vari tipi di fotografia, anche il ecco. collage, che uso spesso, mi sono dimenticata Mm. prima, ho realizzato delle opere fotografiche col collage, anche quella è fotografia, secondo me. È una rivisitazione, una rielaborazione di altro materiale, che però porta a nuove immagini. E quindi è come se fosse, diciamo, un cerchio, no? Le mie fotografie da piccola che rielaboro, che riconduco a una nuova immagine e quindi ripropongo in una nuova versione quel momento che è stato, diciamo, catturato con la macchina fotografica, che però io vedo in un'altra maniera oggi. Adesso torno indietro di un anno, circa un anno, perché l'ultima volta o la penultima volta che sei venuta a far vedere delle foto che era per Fumi, mi pare, per Sì, la riedizione di Fumi a delle Marghera, Polaroid della avevo Polaroid, a un fatto. certo punto, cioè, qui,
sai come siamo? Cioè, noi qua siamo. No, 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 sai come siamo, nel senso che qui siamo tutti molto sinceri, molto, molto coso, però a un certo punto ogni tanto c'è qualcosa che non va, che gira male. Ecco, a un certo punto, allora tu hai fatto vedere questo Polaroid e tanti di noi hanno detto delle cose su queste immagini, eccetera, eccetera. E a un certo punto tu hai fatto un'espressione, hai detto una cosa. E non me la E ricordo. adesso te la ricordo io perché è più di un anno che voglio cercare di domandarti il perché di questa cosa, ma adesso l'ho capito a un certo punto. Quando davanti a quelle che sono le osservazioni che venivano fatte a questo tipo di situazione, tu hai detto, ma io sono un artista. Sì, Ecco, ti ricordi? sì. Ecco, brava. Ecco. E questo ci ha lasciato veramente tutti un po' spiazzati, perché a un certo punto poi non abbiamo avuto l'occasione ma scusami, spiegami. Ecco, allora, però adesso ho capito a un certo punto che cosa, quello a un certo punto che volevi dire con queste persone. Cioè, quel tipo di immagine che tu portavi era questa immagine che tu ritieni evocativa, che Esatto. ha una certa tipo di carica, Sì, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, dico che spesso, scusami Caterina, che cioè, bisogna spiegarle le cose, capisci? Perché il pubblico, il fruitore, spesso non ha tutta questa prontezza o capacità di leggere sì. le cose degli altri, ma comunque adesso almeno. Non ho avuto la capacità, me ne scuso con voi, No, ma neanche noi abbiamo avuto, permettimi, la capacità no, di continuare a. posso dirti una cosa Dimmi, io a te? dimmi, dimmi, A me, ripenso sempre eh, a te, che dimmi. continuavi a guardare le Polaroid e continuavi a chiedermi, ma erano scadute? Ma dove le hai messe? Ma dove le hai acquistate? Ma dove? Quindi io ho capito in quel momento che c'era qualcosa Che che girava. a te, parlo con te perché diciamo ho avuto la. Quindi secondo me è difficile, ma io l'ho imparato alla scuola di grafica. Non bisogna, secondo me, essere chiusi, e parlo per me. Assolutamente. Guarda. Io parlo per la fotografia, e essere disposti a osservare, a guardare bene, a chiedersi, come hai fatto tu d'altronde, perché mi hai Certo. chiesto dove hai trovato queste Polaroid, queste scatole, cosa ci hai fatto. Poi ho avuto l'occasione, di parlarne e- con altre persone della gondola, non so se qualcuno eh, vuole dirlo, di confrontarmi, perché poi per me non è morta là. Eh sì. Cioè, io ho cercato anche di andare oltre, no? Di capire. E, è stato interessante perché quella cosa là ha mosso in me tante altre, diciamo, domande e verifiche. Una cosa che ho imparato alla scuola è questa: crei una cosa, fai una stampa, scatti una foto, lasciala là sopra il tavolo. Dopo 2 giorni vai a rivedere quella cosa. Se ti disturba, vuol dire che non funziona. Vuol dire che c'è qualcosa che non va, mettila via, non buttarla via e mettila via perché ti potrebbe servire per qualcos'altro. La riguardi dopo 2 giorni, dici no, però sai, allora vuol dire che funziona. Guarda che questo che non stai dicendo una cosa banale, perché è una cosa che facciamo tutti, anzi, una delle cioè, queste sono cose che dicevano i vecchi del circolo, 50 anni fa, queste, a un certo punto di mettere le foto lì, Ezio, a un certo punto diceva mettete le foto lì, lasciatele lì a casa, sul caminetto o sulla cosa per tot, passateci davanti una, due, tre volte per un mese, poi a un certo punto, fra un mese, uno la vedete con occhi diversi e poi capite a un certo punto se la foto funziona o non Se funziona. mi disturba, vuol dire Che c'è qualcosa, lasciarla che lasciarla là, c'è qualcosa, cosa. c'è qualcosa. Sì, Esatto, ecco, del lato del lato artistico.
del Sì, lato c'è creativo. anche gli acquerelli, cioè io so che quando creo un acquerello è come se facessi una corsa, è come se facessi footing e mi sento proprio poi stanca e provata perché sento che ci metto tanta energia. Sarà il fatto che nell'acquerello c'è l'acqua, che è un elemento fondamentale per noi esseri viventi, che poi è liquido che trasporta, che connette, che va nella terra, che dà la possibilità alla natura di risvegliarsi, però per me è una cosa che mi dà tanta Ma energia. non so, poi l'acquarella è anche una tecnica molto veloce, da Sì, quello che so, non l'ho mai fatto, ma veramente velocissima, devi avere. sì. Esatto, non puoi passarci sopra, è un gesto, un segno. Puoi sbagliare. Beh, qua abbiamo il dottor Cabrini che se ne sa qualcosa. Ecco, bene, allora, che ora sono, vabbè, facciamo ancora, poi cominciamo a guardare qualcosina. No, allora, e quindi abbiamo un po' risolto quel inghippo, vabbè, quell'inghippo di quella, È stato di utile. quella volta, ma di quella volta, perché cioè, noi ci conosciamo tutti, d'accordo? Quindi sappiamo da che piede andiamo zoppi, eh? Ormai gli anni di frequentazione sono così tanti ma non solo, le cose che abbiamo visto degli altri fotografi sono così tante. Con te a un certo punto era forse la prima volta, forse la seconda, perché la prima volta sei venuta a far vedere il lavoro che ha vinto a quella volta che a Colonna, che abbiamo organizzato quella cosa per supportarti un po' Sì, positivamente. Ma no, il lavoro era bello, sai, Caterina, a un certo punto, e ha avuto ragione. Laura a un certo punto a spingerlo e a sì, dire scusa, o anche gli altri giurati a spingerlo e a dire scusate, questo è un lavoro, ovviamente con l'incazzatura di tutti gli altri, ma se sì. facciamo queste cose, allora dove arriviamo? Vabbè, non importa, No, cose ma che non stanno né in cielo né in terra, secondo lavoro me. che mi ha dato soddisfazione, colgo l'occasione per ringraziare anche Poi lei. l'abbiamo visto, cioè, Esatto, grazie a lei è arrivato a Merano e è andato nel giornale della storia della fotografia europea, è stato segnalato come evento di quell'anno, hai capito? quindi Quindi il insomma, valore c'era sì, indubitabilmente alla faccia di tutte e di tutti, punto e basta. No, comunque abbiamo chiarito questo inghippo che era una cosa importante e abbiamo capito. Ecco, allora, e difatti, ripeto quello che ho detto prima, ci conosciamo tutti, più o meno sappiamo le poetiche di ognuno, cioè sappiamo come ognuno di noi lavora, fa, vede, si approccia, eccetera, eccetera. Tu eri un po' un oggetto misterioso. E quindi quella sera tu sei stata con un passo indietro, anche noi siamo stati un passo indietro, no, 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 non hai sbagliato, non hai sbagliato, non ci siamo trovati nel momento, nella giusta coincidenza. Bisogna essere in due per capirsi, a un certo punto. no, ma tu, vabbè, No. sei il mio gancio. Avevo detto Eh, che quel tipo di colorimetria, quel tipo dava questa sensazione di disturbante che anche se i soggetti rappresentati erano, come posso dire, tra virgolette banali o semplici, tutta questa trasformazione del colore ti dava questa sensazione di paesaggio contaminato, di un luogo che non era più quello. Però è la mia poetica, quella è nella mia... No, 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 ma comunque no, però no, ma Luciano, però forse. tipo da. No, sì, parla forte. No, no, di che comunque è un colloquio, sai questo? Sì. È un colloquio fra tutti, è un colloquio fra tutti. Quello che appena, Voce alta, voce alta. hai appena citato tu quella volta che Caterina ha presentato quelle immagini. No? Allora, diciamo una cosa, Caterina, che era la seconda volta, cioè forse la seconda volta che vedevamo Seconda. tue opere, quindi indubbiamente, come tu hai detto lo stesso prima, anche noi stessi, quando facciamo delle immagini, dobbiamo lasciarle là anche decantare, rivedere, questo genere. Quindi spesso, quando non ci conosciamo anche tra noi, perché uno presenta la seconda volta, credo che anche il fatto di vedere non solo le tue, ma anche quello di altri, e questo vale per tutti, a volte
bisogna lasciare che questa presentazione, magari con altre cose, un po' alla volta ci si conosca, quindi può succedere che ci sia dell'incomprensione alla prima o alla seconda volta che uno vede delle immagini, quindi non capisco, no? E allora il fatto di frequentarci e quindi di vedere anche qualche altra immagine ci aiuta, come dicevamo prima, a noi stessi di fronte alle nostre immagini, a poter capire, leggere in Sì, sì, maniera un po' più questo è approfondita. certo. Quindi voglio dire, mi dispiace che sia stata una chiusura perché questo va ulteriormente a chiudere. No, non c'è stata nessuna. No, no, no. Sì, certo. Sono qua. No, ma la Caterina è venuta poco, le l'ho già detto, Sì. e quindi spero che venga un po' di più. Ecco, ecco. Perché, e vedendo altre Però cose. non confondiamo l'impossibilità privata No, no, con... No, 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 Non no, era una no, chiusura. no. Caterina, stiamo tranquilli, lo sappiamo. Anzi, Anzi, lei poi ha cominciato a partecipare anche a tutta quella che era la cosa social, poi ha detto sì. non riesco e allora non lo faccio più. Quindi Caterina è un socio, è una socia a tutti gli effetti che c'è a tutti gli effetti, punto. Non è un socio fantasma o una socia fantasma come qualcuno che non si vede più o si vede paga la Tra quota. l'altro stasera ho portato un lavoro che ho fatto a Bologna, al cimitero monumentale che si chiama Diamond, che magari potrebbe forse andare bene per Dark Side, però non lo Perfetto, so, va bene. vedete voi. Sabato, domenica, venerdì prossimo abbiamo un'altra puntata di Dark Side. A un certo punto, se riesci in qualche modo, occhio, però Dark Side non è un lavoro come dire, in cui puoi mettere dentro tante No, immagini, sì, perché posso purtroppo, scegliere. sì, ecco. Allora, facciamo così. Allora, siccome poi abbiamo. Scusami, Matteo, vai. Messaggi, Ciano, Eh, cioè, tu adesso sentendo parole cioè, hai cambiato idea sulle fotografie che hai visto? no, Hai capito meglio il no, vorrei rivederlo, non me ne ricordo neanche prima. È un modo, devo dire, che tra di noi a volte è bene, diciamo così, far vedere alcune cose, ma a volte si capiscono, non si capiscono, fa parte della crescita della conoscenza. Come abbiamo detto Certo, noi stessi, certo. quando facciamo le immagini, dobbiamo lasciarle lì a decantare perché magari, boh, non lo so, forse non ho capito, non mi piace, poi magari scopri dopo un mese, dopo un anno, dici, caspita, si accende qualcosa. E quindi questo deve essere un po'. Scusami, sì. Quello che è importante Voce, che ha detto voce. quello che è importante che ha detto Luciano è che bisogna frequentarsi, parlarne nuovamente perché c'è una crescita, ok? Perché quando tu presenti le fotografie e le metti fuori così, ci sono delle fotografie come siamo abituati noi che cioè, in qualche maniera da soli devono dare. Ci sono delle fotografie che sono legate a un progetto, a delle parole, ci sono delle differenze. Bisogna imparare ad approcciarsi nel modo corretto. Ma di fatti, ma questi. Certo. Cambia l'idea sulle fotografie che hai visto, neanche non ti ricordo. Cioè, No, però devo dire una cosa. Allora, scusami, permettetemi, anche per concludere questo discorso, poi passiamo anche a un altro. Andiamo avanti con le no. Sì, ecco, a questo volevo dire questo, Tanto sono di riportarle, anche perché a un certo punto, avendo capito un po' meglio quella che è il suo modo di fare, a un certo punto, e quindi quella che è la sua poetica fotografica, a un certo punto possiamo capire meglio questo tipo di immagini e anche dire sì, no, sì, ni, no, ni, sì, ni, so. Hai capito? Hai capito perché? Sì, ma no, comunque poi, cioè nel senso che possiamo apprezzare bene, male, di parolacce, di cose belle, eccetera, eccetera. Comunque, vabbè, Però comunque era quello. vorrei dire, se No, posso, 30 secondi, non è che il tema imponga comunque di fotografare, dipingere in una certa maniera. Cioè, io ad esempio, io quando ho fatto per mezzo di Sguardo Immacolato, io parlo di violenza di genere, però se tu vedi nelle mie foto non ci sono immagini di sangue, di coltelli o di donne tagliate e sventrate. Quindi secondo me è proprio questo
il mio approccio. Evocare significa indurre chi guarda o chi ascolta a sentire delle cose che naturalmente passano anche attraverso la nostra storia, attraverso le nostre esperienze. Cioè, se io guardo un quadro di Picasso, magari io posso dire no, ma guarda, questo mi provoca dolore, un altro può dire questo mi provoca gioia. Però se l'artista, l'autore, come volete chiamarlo, ha raggiunto l'obiettivo, suscita qualcosa in chi guarda, no? La grande soddisfazione è stata per me che questo lavoro ha suscitato tantissimo nelle persone. Mi dicevano che percepivano il tema, pur non essendoci, diciamo, momenti di violenza. Se tu ti ricordi le foto, ad esempio, sono frame di quadri del Certo, Settecento, sì, sì. ci sono fiori, ci sono seni, vabbè. E quindi secondo me anche questo dobbiamo tenere presente. Cioè, se parliamo di inquinamento, a me piacciono molto le foto di Carlo, ad esempio, perché non vedo, cioè io non ci vedo inquinamento, ci vedo l'inquinamento, ma però lo vedo riletto in un'altra maniera. Faccio un esempio con te, Carlo, perché magari, ecco, questo volevo precisare. Cioè, non è che se io uso un colore tenue su un'immagine, sul lavoro, significa che quello è un lavoro che mi debba ispirare debolezza. Questo lo volevo sottolineare. No, quello che dice Caterina è una cosa molto importante, cioè certamente l'autore ha una sua visione, un suo pensiero, una sua modalità, vabbè, queste sono cose banali, ma spesso chi manca? Manca il fruitore, che il fruitore spesso non si mette davanti a certi tipi di lavori nel modo giusto. Ovviamente siamo assassinati o, come dire, annegati sotto lavori di tanti tipi, basta pensare poi della fotografia adesso per la Biennale, non so se avete visto, cioè, al Barcaro dell'Accademia hanno montato sopra una cosa in vetro. A un certo punto, guardate dove c'era l'ambasciata britannica, credo, no, o a lato proprio, a lato dell'imbarcadero dell'Accademia Pratica, con una cosa, io dico, io sono stato, una cosa, sembra una cosa fatta in vetro di una specie di fiore, ma enorme, però è chiuso dentro un baldacchino di ferro. Va bene, e allora cominciamo già a farsi domande su cosa è, che cosa non è, eccetera, eccetera. Secondo me, se levano il baldacchino arriva un colpo di vento, si frantuma in 100 pezzi, ma comunque non importa. Stavo dicendo che spesso siamo noi che manchiamo ma non perché non manchiamo spesso per superficialità e per pigrizia, ma non perché manchiamo anche perché noi siamo un pubblico specializzato, di capacità di approfondimento e capacità di capire, di capire quelle che sono le cose. Quindi bisogna sforzarsi sempre ed essere sempre, come dice, sul pezzo, quindi Sì, sempre attenti. Ovviamente non puoi essere attenti quando vedi 1000 cose perché a un certo punto è impossibile, dopo le prime 10 sei stato, dici arrivederci e grazie. Sono andato a vedere una cosa meravigliosa che Kiefer a Milano, che è andatela a vedere perché è stupefacente, e c'erano 30-40 di questi pannelli alti 6-7 metri, larghi 2-3 nella sala delle Cariatidi a Palazzo Reale di Milano, tutti rilevanti, tutti belli, eccetera, eccetera. Tutti ti dicevano però delle cose diverse, non ti stufavi mai di vedere questo tipo di situazione. C'era gente che invece di fermarli faceva così e passava e andava via a un certo punto. Quindi quella anche che i formati sono importanti. cioè, Io ho avuto la fortuna di lavorare con Laura Magnone e vabbè anche a scuola e tutto conta, no? Anche nel libro d'artista, anche come pieghi, come schiacci l'angolino di una scatola, come pieghi un foglio, come se metti, cioè
conta tutto, tantissimo, contano i formati, contano i supporti, le carte, voi me l'ho insegnato, cioè, lo sapete meglio di me, le cornici, cioè, e poi, Illuminazione, ma il grande e il piccolo, ma perché una foto piccola vale meno di una foto grande? ma il vale Se che vuol io, dire vale. cioè, nel senso, se io faccio una foto e la faccio in formato cartolina, è perché io, nel mio percorso, il formato cartolina ha un senso. Perché vengo dalla mail art, ho fatto la mail art, perché per me la cartolina ha un significato, quindi tutto conta, secondo me, dopo. No, no, ma per questo siamo perfettamente d'accordo. Quello che conta più di tutti è la potenza la potenza del messaggio che a un certo punto e non solo, permettimi, la potenza del messaggio, ma anche se il messaggio riesce a un certo Certo, punto ad arrivare a te, perché non è la scontato, qualità e non è scontata certo che una sì. cosa di... Mm. Dimmi Matteo, sì, così poi... Siamo, diciamo. No, Allora, torniamo alla fotografia. Ecco. devo vedere da che aspetti guardi di quella fotografia. L'aspetto che è nella sua forma, di come è stata realizzata, è una comunicazione, l'aspetto che, come dice sempre Sandro, vediamo quello che conosciamo. Questo è fondamentale. Nel caso specifico del lavoro che ricordo pochissimo di Caterina, ci sta proprio, siamo quello che conosciamo. Sì, Perché è inutile, se tu ti diceva anche Manfredo, lo dicevano in tanti, la fotografia deve essere popolare. Già questo togliamo una parte di generalizzazione assoluta. Nel senso, posso fare un tipo di fotografia dove chi solo conosce quell'argomento che sto trattando, o quant'altro, e allora lì è l'argomento che attrae. Indipendentemente, c'è meno forza nel come è stata fatta la fotografia, ma può essere un colore, ma lì è prevista una conoscenza più specifica. Quando invece Manfredo dice, per esempio, Manfredo diceva, io l'ho sentito da lui, la fotografia deve essere popolare, i termini per i quali esce questa fotografia è più la grammatica, più che altro che il soggetto o qualcos'altro, che fa riconoscere quasi da un bambino a un adulto quella situazione, interpretarla e capirla. Sono due cose completamente diverse. certo. Beh, allora, ci sono tanti livelli e tanti approcci e a seconda di... Allora, allora, tutto questo discorso che stiamo facendo con la Caterina è perché lei ha un approccio completamente differente da quello che è nostro, eh. E quindi stiamo cercando di capire dalla sua mente a un certo punto come lei arriva con la fotografia a fare certe cose, perché questo a un certo punto è la cosa interessante che vogliamo sapere. Adesso ci spieghi, cioè, allora, cosa succede? A un certo punto tu In che dici, senso? decido di usare un'immagine o di fare quell'immagine. Cosa succede? Da dove parti? Vediamo Da- dalle immagini. Sì, adesso no, prima li facciamo fare la cosa, la confessione dell'esempio, se It. ascoltiamo il kit, e poi a un certo punto andiamo a fare le verifiche. Eh, allora, Cioè, tu, il da- mio processo no, creativo, allora, in questo tuo novero di cose che puoi fare, perché tu hai 5, 6, 7, 10 cose allora, che puoi fare, però a un certo punto ti concentri sì, sull'aspetto in della base, fotografia. Allora ci sarà un punto di partenza e una ragione. innanzitutto da quando ho cominciato a fare fotografia, la sto usando quasi esclusivamente. E contaminandola però gli altri tipi di linguaggi li sto usando pochissimo. Infatti il negozio dove vado andavo di solito a prendere i fogli per l'acquerello e il resto. Quando mi vedono, ma non ti vediamo più, vabbè, questo è... ma sto facendo solo fotografia. E niente, beh, il linguaggio lo scelgo in base al tipo di progetto, al tipo di idea. E la fotografia è diventata, mi sono un po' innamorata della Vedi? fotografia, Mm. come mi sono innamorata dell'acquerello e del libro d'artista, per Mm. dire. Secondo me
Sì, usata, cioè quando la uso riesco a evocare tanti, cioè riesco a fare questa cosa dell'evocazione, cioè mi sembra di vedere delle cose all'interno delle foto che sono alte, che sono altro, che sono... Guarda che- non prospettiva so come interessante, spiegarlo. molto interessante quella, il vedere altro, eh. Le idee mi vengono in macchina da sola quando guido e mi hanno spiegato forse perché la macchina è un po' una gabbia di Di Faraday Faraday e quindi le idee, non so se le energie rimangono più... Adesso all'interno. non vorrei sembrare un po' matta, però ognuno di noi secondo me... Anche i bivacchi in montagna sono gabbie di Faraday. Poi quando mi viene il panico, mi viene così, comincio a dire no, non mi viene l'idea, vuol dire che il processo creativo è in È in atto, atto. è forte. E poi può succedere che, che a un certo punto, non so, vedo un albero, vedo una cosa, vedo... e mi si apre Ecco. l'idea e comincio però a provare, a sperimentare, perché non penso che voi che siete maestri Assolutamente. per me nella fotografia, andate, fate una foto o fate 10 foto e sono quelle perfette. Penso che ritorniate, penso che proviate ad andare in altri luoghi, penso che proviate i colori, cioè, Solo i grandi riescono a fare questo, eh. Solo i grandi si portano a casa subito il bottino, eh. creativo sia questo, cioè, scusate, la fortuna di trovare l'immagine potente che però è un'immagine e dopo però se ci voglio fare un progetto, fare una cosa, devo comunque mettermi là, pensarci, ritornare, rivedere, studiare anche i luoghi. Dipende anche dalle fotografie che uno fa. Esatto, sì. Cioè, certe No, ma cose allora, certamente ci sono tanti approcci, questo, però il suo è un approccio non, attenzione, ripetiamo, da artista, ma al di là, cerchiamo però di usare il termine giusto, cioè all'interno di un percorso creativo molto complesso. Ecco, diciamo una cosa mettiamola in questo modo, in modo in modo da non scomodare certe parole o certi concetti che poi sono difficili anche, permettimi, da manipolare o da trattare o da capire e che poi possono avere tanti significati per quelle che sono le nostre. Allora, però, dopo, dai, Ho portato anche un lavoro che è il penultimo che ho realizzato. allora cominciamo a vedere qualcosina perché così. Allora, Queste immagini sono perfette perché le ha fotografate queste opere Brugnaro, quindi non possono essere fotografate bene. Ma diciamo che nel mio caso non c'è un ordine. non c'è in ordine. L'ordine è nel libro che ho fatto con Fabrizio, poi abbiamo fatto anche Allora, un libro insieme. dopo Questo quella condivisione schermo non riesco a toglierla, vabbè. Questo Itaca. Itaca, la nostra Itaca diversa, ma un viaggio fatto da Fabrizio e da me, io col monotipo, lui con le fotografie. E a me sono andata a rileggermi cosa aveva scritto Raschiatore della parte che riguardava le nostre immagini, ma in particolare del monotipo, e lui parlava della immagini del silenzio. E, questa cosa mi ha colpito molto perché nel lavoro che vedremo dopo, che ho fatto l'anno scorso col Braille, la Gigliola Foschi, che ha scritto il testo, parla di fotografia del silenzio. Esatto. E questa cosa mi rassicura sul fatto che ci sono io. Cioè che sia il monotipo o nella fotografia, comunque c'è Caterina, che c'è un fil rouge. E secondo me questa è un'altra cosa importante nei nostri lavori, no? Il fatto che riconoscano che sono nostri, che c'è la nostra filosofia. Ecco. Puoi ripetere il monotipo, cos'è? Praticamente tu crei un supporto anche di cartone, ci vai a mettere, Quello che vuoi. vai alle Leroy Merlin, prendi i fili elettrici, col gesso o con altri sistemi li incolli, poi vai al torchio con la carta
Quindi fai una specie di e poi la stampa. una specie La pressione. In questo caso è solo pressione, ci puoi mettere anche colorare con l'acquerello, ad esempio. Sono foto di monotipi. Sì, queste le foto sono stata fortunata perché le ha fotografati Fabrizio. È un'impronta. Sì, è un'impronta. E sono tutti uno di uno. E poi sono state fotografate. Sì, perché per poterle divulgare, insomma. Che altrimenti il monotipo andrebbe presentato così. Sì, è una stampa. Come sta? Sì. Grandezza originaria? Quante sono? 20 per 20. 20 per 20, vabbè. Quadrato, anche lui quadrato. E sarebbe bello fare una sera far vedere il Faremo. lavoro. Faremo. Beh, le sue immagini sono spettacolari, quindi le immagini di Fabrizio. Però è stato il primo momento per me, lo ripeto, dell'incontro con la fotografia seria, con la fotografia di un certo tipo, ecco. Ma allora la domanda è, scusami, l'uso della fotografia qui è un uso a posteriori, ma per... No, solo fermo. per presentare l'opera. Solo per rappresentare Sì, l'opera, sì. perfetto. Invece No, le no, foto di Fabrizio sono foto Di altra che cosa. raccontano la sua Itaca. E sono due Itache che Ah, si incrociano. adesso Scusa se mi sono... Non si può. Che abbiamo. Messo insieme, sì. È esatto. stata una cosa abbastanza Forte, sì. E quindi ci sono delle immagini che sono Ecco. Sovrapposte, sì. Io non volevo stasera... Quindi è un'altra cosa, quindi è un terzo, vai, perfetto. Libro Era per d'artista. capire col libro, Sì. perfetto, ok. Uno l'abbiamo visto, perfetto. Si chiama geomanzia. Geomanzia. Questo è nato come l'idea delle mappe, della cartografia. E questo è un processo un po' particolare, nel senso che sono partita da un tessuto, dal mio vestito da sposa. Sono andata a fotografare creando io ci vedo dei paesaggi e poi questi paesaggi, attraverso una fondazione di ciechi di Padova, ho fatto tradurre le foto col braille e stamparle sopra. Tradurre le foto vuol dire? Col braille, cioè i puntini che vedete è la fotografia tradotta dal software e stampata sopra. Ce l'ho Capito. anche qua. Cioè, hai tradotto la fotografia. Ha fatto tradurre. Sì, Ha ho fatto capito. il software. Quindi con tutti i puntini. Poi cosa hai fatto? Non ho capito il fatto che hai messo sopra. No, No, l'ha fatto e allora, basta, fine. allora il processo è questo, cartografia ideale, io ho questa cosa che parto sempre dai temi che mi riguardano, sono andata a prendere il mio vestito da sposa, io ci ho visto dei paesaggi, quindi cartografia. Sono andata a fotografare dei frame del vestito, sistemandolo secondo me come... Siete creati quei paesaggi che... Però secondo me non era... Non funzionava. Siccome io avevo lavorato a scuola creando delle scatole con della carta braille, che questa artista aveva recuperato al Lido di Venezia all'ospedale, quando è stato smantellato andavano là e andavano a prendere queste carte. E io avevo questa scatola, una sera vedendo questa scatola mi è venuto il beat di metterci insieme il braille, ma se fossi andata a scrivere sotto delle frasi o altre cose sarebbe stato banale. Io sono andata in questa fondazione che c'è a Padova e loro, fatalità, mi hanno fatto vedere un libro che avevano fatto per Asolo, dove avevano tradotto in braille la mappa del posizionamento di certi monumenti. E io gli ho chiesto, ma se io vi do il file delle mie foto, voi me la potete ristampare? Non l'abbiamo mai fatto. Vabbè, allora ho mandato la carta braille al mio stampatore in Emilia, mi ha stampato sulla carta braille, anche per lui era tutto perché non aveva mai stampato fotografie sulla carta braille, mi ha ritornato le fotografie su carta braille, le ho portate alla fondazione, loro col software hanno preso la foto, la traduzione in braille
e hanno tradotto la foto in braille sopra. Incredibile. E adesso una persona non vedente Sì, sì, va, quello va a toccarle, ma anche e- le vedenti. ma anche le vedenti, ho capito, va a toccarle. Sai, quando sei andata dallo stampatore in Emilia che ti ha stampato su carta braille, La fotografia, come se tu stampassi la fotografia. ma era già in rilievo. No, no. Poi lo stampatore mi ha rimandato indietro la foto perché la carta braille, tu non puoi stampare in braille se non hai la carta con i supporti. La carta è e quindi è stato anche, diciamo, un lavoro per lo stampatore di capire come andare a stampare su questa carta che è quella. Cioè non è che puoi scegliere. Che poi serve effettivamente per Sì. tradurla in linguaggio. Bene, allora andiamo avanti. Facciamo vedere tutto il lavoro. Queste qua se le poggiamo sul tavolo, lo possiamo vedere. Sì, sono Sì, là. dopo le vediamo. Ok. Tre non ce le ho perché ce le ha la Galleria di Padova che sono andate, le avevo portate a Parigi queste tre e le tengono in studio perché le fanno vedere come si dice, mecenati. No, ai collezionisti. Collezionisti. Ai collezionisti. Questa l'ho portata a Trieste, allora qualcuno mi ha detto che era disturbato vedendo queste foto, qualcuno mi ha detto che era troppo bianco e invece la direttrice dei musei di Trieste mi ha detto che era un lavoro Cruciale. spettacolare. Ma la cosa che mi rende orgogliosa è che ci ha voluto scrivere il testo Gigliola Foschi. Quindi per me il fatto che lei abbia voluto scrivere il testo, non penso che scriva il testo su cose che non sono adeguate al suo profilo. Questo è il retro, questo è il retro, Pensate al retro. sì. C'è un altro anche sistema. Allora, questo, sì, infatti, il sistema che hanno utilizzato è quello della punzonatura, da 1 a 7, l'1 non diciamo forato è il bianco, 7 è il colore più scuro, quindi il software va a rielaborare le altezze, quindi se tu senti ci sono varie altezze. Allora, quale? Diamond di Fiorifiore? Diamond l'ho fatto a Bologna e Diamond è l'angelo, non è né bianco né nero, è l'angelo di passaggio, è sugli spazi liminali. E, qua ho avuto l'autorizzazione dei musei civici di Bologna. E... Queste sono fotografie e basta, giusto? Sì, sì, sono fotografie che ho fatto all'interno del cimitero. E è il mio angelo creativo, è il momento nel quale non sono né all'opera compiuta e non sono nemmeno all'inizio. Sono andata a fotografare, non so se ci siete mai stati, c'è la Galleria degli Angeli e poi in alcune edicole ci sono degli angeli dov'è questo? bellissimi. Dov'è? A Bologna è il cimitero Al monumentale. al Monumentale a Bologna, non sono mai stato, ma mi dai una bella idea. Stenopeica, ovviamente. Io partecipai tanti anni fa a una mostra organizzata da Guido Cecere sugli angeli a Pordenone e c'era non mi ricordo, una o due foto mie di un angelo meraviglioso nel cimitero di San Tommaso al Gordino, a Gordino, in alto Gordino in alto, meravigliosa. C'era Sì, allora, scusate se intervengo, è alla Certosa ed è il reparto dove vengono seppelliti Sì. generalmente i bambini e c'è una galleria e Sì. una zona con tutti questi angeli. Sì, sì, Grazie, esatto, Dario. grazie. Naturalmente i musei mi hanno dato autorizzazione, però nel momento in cui verranno pubblicate o fatta una mostra devo informarle, insomma. Sono quelle cose all'italiana che sono assurde. No, non è strano, è così, sono le regole. Sono le regole del codice dei beni culturali.
che è un bene culturale, gli anni del città. Il cimitero è un bene monumentale, ma non importa, anche qualunque cosa, anche se è normale o trasfigurato, Sì, non credo. valore. I default dicono che devi Comunque per me Bene, anche è questo. un prestigio avere la loro autorizzazione. Assolutamente. però non Ok. loro, no. Sì. I default dicono però Allora, forza, vediamo l'ultimo e poi andiamo. Che no. L'ultimo è un progetto che io amo molto perché è un progetto che è stato esposto anche a New York, è stato esposto in Olanda, in Italia, in vari posti, ed era il progetto che amava tanto Efrem Raimondi Ah, e che sarebbe stato rielaborato all'interno del percorso queste foto c'è dato da filo da il filo da torcere. E questi sono fiori del mio giardino rielaborati con queste palette anni 80 e è molto pop, i fiori li amo molto, li utilizzo perché per me sono le mie cicatrici e 50 per 50 è un progetto in itinere pubblicato su una pagina Instagram specifica e sono arrivata quasi a 100 immagini. Scusa se sono indiscreto, vi evocano le tue cicatrici. Sì, i fiori sono le mie cicatrici. Un po' difficile da capire. non credo che si debba lasciare lì questa cosa. Però, ad esempio, vedi Luciano, io Luciano, quando ho questo- portato a vedere a Erba, al signor Erba, che è un critico, delle foto dove avevo fatto un progetto che si chiama Alcova di fiori, lui mi ha detto: Sì, queste sono le tue cicatrici, e lui l'ha Ha capito al volo, ha percepita. capito al volo. E quindi è il discorso che si faceva prima, cioè. Diciamo, se posso, io ho una bella cicatrice Di cattivo. Vedendo così io parlo per me. Sì, beh, ma ognuno passa attraverso le nostre esperienze, se Luciano hai ragione, sì. Cioè il motore interno è sempre, no, non sempre, ma il motore eterno esistenziale è un motore che funziona molto bene nell'arte. Domanda si faceva se lei non diceva niente, così a botta calda, sentire cosa evocavano queste immagini, sentirsi magari uno diceva Ognuno di noi potrà dire una cosa differente. Bene, allora, siccome sono già le 10 meno 10, è già più di un'ora che stiamo. Adesso facciamo l'ultima cosa. Adesso siediti Caterina, siediti, perché adesso ti facciamo. E poi chiudiamo. Allora, sta attenta. Allora, l'ultima cosa. L'ultimo trattamento. L'ultimo trattamento. Allora, belle. Grazie. aspetta, Maestro. allora, scusate che dovrei. È, è là, vicino a te. Eh? È là vicino a te. Ah, adesso Ma infatti adesso lo voglio proseguire perché Allora, Caterina, sta attenta. Allora, come abbiamo fatto l'altra volta, io ho scelto, non dico un po' a caso, ma però sapevo già qualcosa. A un certo punto, un'immagine. Allora, come io scelgo un'immagine e io chiedo a Caterina in 1, 2, 3 minuti di dire qualcosa a questo fotografo. Io scelgo l'immagine a un certo punto e lei così adesso ho scelto un'immagine non a caso, perché avevo già capito alcune cose che mi aveva detto. Adesso Caterina, non è un'immagine prodotta da lei, è un'immagine di un fotografo, è un'immagine di Mario Cresci, tratta da un lavoro che si è detto fuori tempo, che se non ricordo male si chiama Fuori tempo, che è un lavoro in cui c'è un rapporto fra Mario Cresci e la pittura. la pittura e il mosso. E il mosso. Allora, attenzione che quindi se ci ricordiamo il suo lavoro sui quadri del Settecento,
Adesso queste due cose cominciano a sovrapporsi. Caterina, vai, ti do 2 minuti per dire qualcosa a Mario Cresci Cresci. o a questa fotografia anche, di quello che vuoi. Forza. Mi piace perché Mario, io adesso mi sono messa in testa che lo devo contattare in qualche maniera, perché lo amo tantissimo, come amo tanti altri artisti e fotografi, però perché è stato molto coraggioso. Lui in tempi non sospetti ha prodotto, ha sperimentato. È stato il primo che ha messo le fotografie negli anni 70 in tubi di plastica trasparenti, foto trasparenti in tubi di plastica trasparenti. Non ricordo quante, in una galleria a Roma, venduta a zero, ne ha regalata una alla mamma. E tutte le altre sono finite in un magazzino e poi sono andate disperse per un allagamento. Quindi mi chiedo se quei tubi fossero adesso sarebbero in biennale, cioè voglio dire, non... Piero Manzoni, Piero Manzoni. ah, Ecco. e allora, io sono andata a fotografare a Carezzonico i frame dei quadri del Settecento, però volevo narrare una storia che riguardava le donne. Lui invece, da quello che ho letto, perché non ne ho parlato mai direttamente con lui, forse negli anni Ottanta questo lavoro No, del 2008 questo è là. ancora, È del lui 2008 comunque perché sì, non c'ho i riferimenti, recentissimo. non recentissimo. È andato a fotografare nei vari musei col mosso perché voleva ridare vita a questi personaggi ritratti, cioè dare vita, secondo me, un'altra vita, perché da quello che leggo il suo percorso è circolare, cioè lui praticamente va a rielaborare delle situazioni per vederle sotto un'altra luce. Quindi lui andando a usare il mosso ha dato come vita, è come se io non so voi, però è come se sentissi l'alito, il respiro di questi personaggi. Ha iniziato da un museo, dopo però so che è andato in giro per l'Italia a Allora cosa fotografare. diresti alla fine a Mario Cresci? E direi che a parte che è un gran figo, Vabbè, ma mi pare che sei anche vecchiotto. non riposto. No, gli direi che lo ringrazio che ha avuto il coraggio di sperimentare, di insegnare ai suoi allievi, perché lui è stato, forse è ancora Sandro, insegnante, non so. Lui è del più vecchio di me. Sì, no, no, ma voglio dire, tu che conosci tutta la storia. Ho fatto la stessa scuola, ma lui è del più Eh, vecchio di me. e quindi ha avuto questo coraggio di insegnare ai suoi allievi la sperimentazione. Cioè la Però ti sperim- dirò che io ho visto i suoi esercizi quando era allievo di Zagher. Infatti volevo dirti che è stato allievo di Zanier a Nel Venezia. 60 è stato uno dei primi. Eh, In classe da lui c'era lui, Diego Mirelli, Giulio eh. Cittato, per dire tre, tanto per dirne tre. Non mi ricordo se lui si è iscritto nel 60 o 61, io sono venuto 7 anni dopo. Ho visto che è stato allievo di Zanier. Però gli esercizi erano quelli e il mosso era uno degli ultimi esercizi dell'eserciziario che ci dava i Però Sempre la finiamo, eh? però evidentemente se l'ha Ma riutilizzato lui, è diventata una parte di però sé. se ricordate, se non ricordo male, era la 33esima Biennale, qualcosa del genere, il manifesto con il 33 tutto mosso, che è di Mario Sì. Cresci, è nato come esercizio a scuola. Bene. E niente, poi io lo ringrazio perché comunque ha affrontato anche temi particolari, tipo sui migranti, ha fatto un lavoro con i sassi per parlare delle persone che muoiono in mare, cioè voglio dire, e poi io l'ho sfiorato solo buongiorno, buonasera Vercelli, ma io sono contenta perché poi ha visto il mio lavoro e mi è stato riferito che gli era piaciuto. E Ottimo. quindi secondo me Bene. è un grande, ecco. Quello che trovo interessante è che noi
Caterina dice giusto, no? Questa forma di far rivivere, reinterpretare. Però alla fine il nostro cervello, no, fa rivivere e reinterpretare quel personaggio. Non è così. Tu fai rivivere e interpretare quello che si usava all'epoca nel ritratto di quel personaggio. Cioè, è un ritratto che viene, non so se cioè, il cervello pensa al soggetto, in Allora, realtà è il ritratto pittorico di quel soggetto che viene ancora una volta allora Paolini fece giovane che trasportato guarda Lorenzo Lotto. Giovane, la foto del ritratto di Lorenzo Lotto, giovane che guarda Lorenzo Lotto. alla Allora, foto. sì. Allora, per finire, proprio su questo argomento e su questa fotografia, dice Mario Cresci, muovendo la macchina anche i volti sembrano animarsi, sono talmente belli che ti viene voglia di toccarli. È un modo per me di esplorare il piacere della pittura e della storia dell'arte. Io amo moltissimo la pittura e non riesco a pensare che la fotografia sia un linguaggio e la pittura un altro. Occhio. Per me tutto viene dalla conoscenza di ciò che ci ha preceduto. Punto. Fine. Grazie a Caterina. Stata bravissima. Dai. Grazie. Bene. Brava Caterina, buonissima Grazie. serata. Ciao, Grazie a voi, grazie, grazie di buona essere serata. Adesso qua. aspettate che tolgo la registrazione. Interrompi condivisione e I 2 giorni che lasci passare la fotografia sul tavolo. I 2